Ecco qua ragazzi, siamo giunti alla fine del terzo giorno purtroppo. Ultima notte in questo bel letto comodo e anche questa giornata è andata bene. Beh, l'albergo comunque, visto che appunto il titolo del vlog era ho affittato una stanza a Jesolo, albergo eccezionale. Adesso tra l'altro abbiamo appena parlato con il guardiano notturno Elio. Ciao Elio, se in qualche maniera guarderai il video sappi che ti ho menzionato. L'albergo tanta roba, infatti ci faremo un pensierino per la prossima volta. Intanto carissimi vi auguro buonanotte perché il sonno inizia a farsi sentire e niente, buona visione e iscrivetevi al canale, mi raccomando. Ecco qui all'alba del quarto giorno, cari miei, oggi è l'ora di evacuare la zona e purtroppo, vabbè, siamo giunti alla fine. Andiamo a vedere il paesaggio di Jesolo al mattino, la tranquillità fatta a persona, anzi fatta a luogo più che altro. E adesso vi portiamo con noi su in palestra all'ultimo piano per sfruttare l'ultima oretta di fitness. Peccato. Intanto ultimi momenti in cui ho l'onore di tenere tra le mani queste chiavi. Ah, cari miei, quanto passano veloci i bei momenti di svago e libertà. Inizia a fare caldo in questa specie di serra. Ultima panoramica con fratello compreso. Ciao palestra dell'Iris. Come vedete qui dentro pare scoppiata una bomba non tanto potente perché insomma la confusione non è neanche eccessiva per essere due maschi. E ultima visuale anche nel terrazzo. Ecco ragazzi, la nostra vacanza prosegue temporaneamente qui all'Arenile Mazzini. Abbiamo dovuto traslocare. Niente, adesso staremo qua come se fosse una giornata normale in giornata. Pannina a vista. Cara vecchia Piazza Mazzini, ultimo giorno con te. Dopo una giornata di sole a intermittenza almeno ci congediamo con l'ultimo tramonto che si pronuncia sereno prima del gran ritorno. La fine anche dell'ultima cena. Ecco qua cari miei, siamo giunti alla fine di questo breve vlog suddiviso in puntate e niente, adesso stiamo per abbandonare la nostra amata Jesolo in attesa, vedremo di ritornare nelle prossime settimane di ferie.
Ecco, da qui da due fratelli tessari è tutto, e appunto torniamo alle base e la nostra avventura in affitto nell'hotel Iris di Jesolo termina qui. E niente, sono curioso di rieditare tutti i video e vedere cosa ne uscirà. Per intanto vi salutiamo e vi auguriamo una buona visione.